con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta San Teodoro, la maglia ufficiale di sportriver.biz. Il 93esimo derby sardo consacra la femmina Adrenalina De Mores come miglior soggetto a fondo arabo della sua generazione. Dopo la bella vittoria del 25 agosto scorso, Adrenalina si è imposta da cavalla di un'altra categoria, nella corsa di selezione più importante che abbiamo in Sardegna, battendo senza se e senza ma i temibili narduziani Afrofrac e Bossardo, entrambi con ottimi riferimenti alla vigilia. Ma i 2400 metri del Deodato Meloni, affrontati per la prima volta da tutti, davano chance a tanti. La tattica narduziana poneva il favorito al betting Bossardo nel ruolo di frontrunner e trovava da subito l'alleanza del compagno di box Afrofrac, che si manteneva a contatto. I due derivati clodiani impostavano le frazioni a proprio piacimento, con Bossardo che si mostrava maturo e preciso nelle mani di un attento Domenico Micheli. A tiro si manteneva Adrenalina De Mores, che aveva in sella il fantino di Burgos Michael Arras, il quale non si metteva a fretta. Nell'ultimo parziale la figlia di Fracri Montalbo, Extra De Mores, avvicina gradualmente i due di testa, impegnata a sveltire il ritmo. Il capolavoro tattico di Arras si concretizza ai 300 finali. La lotta in famiglia tra Bossardo e Afrofrac non sembra essere irresistibile, i due restano sul passo e non riescono a reagire al cambio di marcia terrificante di Adrenalina De Mores, che in un amen sorvola i due rivali e trionfalmente va a varcare per prima il traguardo del Deodato Meloni, accompagnata dal boato del pubblico. Adrenalina allunga ancora, Adrenalina sotto la mano di Michael Arras, Adrenalina in autentico canter, Adrenalina De Mores, non ce n'è per nessuno. L'epilogo è un successo a 360 gradi che evidenzia la vittoria dello storico allevamento Calvia di Mores, seguito e raggiunto dopo 50 anni di selezione. Ma i complimenti vanno ai proprietari che hanno creduto in Adrenalina De Mores, su tutti Gaetano Ledda e soci. Un trionfo che denota l'ottimo lavoro svolto dal trainer Salvatore Cargiaga, per la prima volta vittorioso in un derby. Sentiamo le voci dei protagonisti. Poi secondi e poi ve lo lascio tutto per voi. Michael, primo derby sardo. Adesso ti smarchiamo. Adrenalina De Mores. Bene, molto bene, bella grande. Già dall'altra volta va dimostrato già di valere la categoria. Sardegna è una cavalla che è difficile da subito, anche messa all'estero. Tatticamente non si è messo. Perfetta, mi sento secondo subito. Infatti io sono andato a moderare, non mi mancare niente. È stato impeccabile, complimenti. Grazie. Tore, ti strappo subito due parole. Michael. Complimenti innanzitutto per il tuo primo derby, immagino, da allenatore. Sì, il primo. Il primo per me mi sa il primo anche per la scuderia. Sì, per l'allevamento e per la scuderia. Una grande cosa, insomma, non c'è niente da dire. Meglio di così, poi battere insomma quei cavalli di Narducci, che sono dei ottimi cavalli, sembra un onore, dai. Hai sfatato un mito perché si può battere anche Batteggiala un po'. Devi avere un cavallo di qualità e l'adrenalina ne ha tanta. sì, ne ha tanta, decisamente. Senti, come si prepara un derby del genere? 2004 è la prima volta, l'incognita. Ah, guarda, alla fine vai a vedere il 2003-2004 non li aveva fatti nessuno di questi cavalli che sono in corsa. Quindi insomma, devi prepararlo piano piano, è un peccato che non ci sia qualche corsa che è in linea di massima sui 2003, 2004, 15, 20 giorni prima, però insomma, è andata bene. Sì, tu dici più emozionato del solito. Decisamente. Ti prendiamo in giro ogni tanto che non sorridi, invece di Dai, i derby non si vincono tutti i giorni, quindi bisogna vale goduto anche sorridere e godersi. Complimenti Tore per Grazie. tutto l'anno, ovviamente il derby la ciliegina sulla torta. Sì. Fino ad oggi, poi ti auguriamo anche in futuro di continuare a trionfare. Grazie. Alessandro, hai ricevuto i complimenti dall'allevatore, i colori questa volta erano i vostri, non c'è grido, non c'è
Notre Dame, oggi c'è solo Adrenalina de Mores. Una grande soddisfazione, un'emozione immane, siamo veramente contenti, soddisfatti, orgogliosi di questa grande cavalla e devo fare i complimenti alla mia famiglia perché questa è una cavalla che ha più di 50 anni di selezione dietro e c'è da fare i complimenti a loro perché non ho mai mollato, è sempre stato con grande fiducia, grande sacrificio e non ho mai mollato, quindi se lo meritano e sono contento di questa soddisfazione grande. È riuscita ad emozionato ovviamente, ma di questo non ti devi preoccupare, tutto fa parte del copione. L'Adrenalina è riuscita in quella che era la grande Nabila e Tornado de Mores. Esatto, lei è la sorella, lei abbiamo detto tutto bene, grazie a Dio. Non sono stati sfortunati i fratelli, lei invece ha avuto quella fortuna in più, che era positiva, regolare, in un momento giusto della stagione, è andata come doveva andare, una grande soddisfazione, non ci sto capendo niente. Senti, nell'articolo se l'hai letto è scritto le grandi imprese fanno innamorare. È vero, questa fa innamorare davvero, questa è una grande soddisfazione, una gran cavalla, ha un cuore più grande di noi. Sì, sì. È un fenomeno. Complimenti, Grazie ti di cuore. lasciamo ai festeggiamenti e in bocca al lupo. Gaetano Ledda, ovviamente anche tu partecipi alla vittoria di Adrenalina de Mores. Siamo partiti da aprile, dal debutto, sognando il derby, siamo arrivati al derby, il sogno diventa realtà. Ti ricordi Bruno? Io Vai e sì. scherza, vai. Io sì. Avevo sognato il derby sia in aprile sia quando ha vinto il 25 di agosto quella corsa. Sognato il derby e abbiamo vinto il derby. Non sembra vero ma è vero. È un sogno che un allevatore proprietario di cavalli lo sogna tutta la vita e noi siamo riusciti a ottenere questo benedetto derby. Soddisfazione di tutti e niente. Stasera festeggiamo sicuro. Beh certo, ne avete tutti il diritto perché vincere il derby capita raramente. Tra l'altro questa Giubba, 50 anni di selezione, grande allevamento, hanno vinto Gran Premi internazionali ma il derby mancava. Come puoi vedere il derby si corre una volta all'anno con un solo cavallo, quindi vincerlo è sicuramente una grande soddisfazione. Sì, è quello che è successo. Hai detto bene, un grande allevamento, una grande Giubba e loro sono molto contenti perché 50 anni che seguivano questo traguardo e sono arrivati oggi dopo 50 anni, aspetteremo 50 anni, no, aspettiamo qualche anno per vincere un altro, speriamo. La sensazione è come una squadra di questa Adrenalina de Mores, la sensazione è come una squadra di calcio, avete unito tutte le forze e si è ottenuto il risultato. È proprio così, abbiamo fatto squadra insieme ai fratelli Calvia e siamo arrivati a questo traguardo importante, bello, siamo soddisfatti, cosa devo dire altro? Più di così, torno a ripetere, abbiamo vinto il derby, Certo. è detto tutto. Cosa ti senti di dire? Anche un messaggio in generale, Un messaggio generale ai proprietari, chi ha la mia età che sta iniziando. Certo, mi sono detto di venire a vedere la gente che c'è oggi, le corse, la passione. Solo in Sardegna c'è questa passione. Mi capita di andare spesso a Roma e Milano, vedere le corse, c'è poca passione. È quella che manca, dobbiamo lanciare l'ippica. Questo è il modo di lanciare l'ippica. Se tu vedi, anche oggi c'è un'enormità di gente, una cosa che fa piacere. Questo lo sento dire ai giovani. È uno sport che bisogna seguire, bisogna starci sotto. Comunque, dal punto di vista che sono allevatore proprietario, dico che ci vuole molto impegno, però i risultati arrivano, prima o poi arrivano. Senti, chiudiamo con, Certo. non voglio essere fazioso, nell'articolo che ho fatto speciale derby, su Adrenalina avevo chiuso dicendo perché le grandi imprese fanno innamorare, abbiamo visto un pubblico che vi ha spinto. E questo volevo dire, fanno innamorare anche, non solo le grandi imprese, oggi fa innamorare doppia perché è stata anche la grande impresa. Certo, certo. Complimenti Gaetano, complimenti a tutto l'entourage di Adrenalina de Mores e in bocca al lupo per il proseguo. Grazie Bruno, grazie, ciao. Io non riesco a capire quello che mi succede, sento il cuore che batte, soffro di dipendenza da una strana sostanza, io non posso star senza la mia dose di adrenalina. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando una maglia del blog sponriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.